che ci fa soffrire. Dopo un primo set dominato, ormai ci si aspettava, ok, anche così il secondo e il terzo, invece poi siamo andati al tie break. Abbiamo fatto un po' di spettacolo, sicuramente la gente si è divertita, noi stiamo lavorando tanto, piano piano stiamo trovando i nostri meccanismi e stiamo imparando, piano piano impariamo a non mollare mai, quella è la cosa fondamentale. Poi vediamo. Hai detto due cose infatti che dicevo anche io in cronaca. Primo state imparando i meccanismi e dicevo anche l'intesa tra te e Simone Tiberti, soprattutto nel primo set l'intesa era perfetta. Ti vedo molto migliorato rispetto all'inizio del campionato. Sì, lavoriamo tanto, 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 sia fisicamente che tecnicamente. Stiamo bene, cerchiamo di fare le cose al massimo delle nostre possibilità. Un po' di continuità e piano piano arriveremo a dei bei obiettivi. Dicevo in cronaca tu eri partito dalla Sisley, poi hai girato tanto, sei tornato in Veneto. Come ti trovi qui a Padova? Io mi trovo benissimo, ho portato la mia famiglia, mio figlio e mia moglie e stiamo benissimo. Abbiamo una casa bellissima, la società ci sta dando una mano quando abbiamo difficoltà e la gente gli piace la pallavolo. Vado in giro per la città e mi fermano e mi chiedono di Padova. Gli manca la 1, piano piano speriamo di trovare i giusti modi per andare a ottenere questo risultato. Grazie Giovanni Polidori. Ciao.